Abbiamo appena donato 50.000 euro del taglio dei nostri stipendi al fondo per i danni causati dal maltempo in Veneto, un segnale concreto per far capire che una politica diversa c'è. Jacopo Berti, Manuel Brusco, Erika Baldin e Simone Scarabel, i 4 esponenti del Movimento 5 Stelle che siedono in Consiglio regionale, hanno destinato al fondo aperto dalla Regione 50.000 euro recuperati dal conto della Onlus 5 Stelle del Veneto, nel quale depositano i soldi che tagliano ai loro stipendi. Questa è l'ultima tranche delle somme che noi abbiamo sul nostro conto corrente e che periodicamente destiniamo ad alcune attività o ad alcune emergenze sul nostro territorio. Il Movimento 5 Stelle non è nuovo ad iniziative simili. Noi avevamo già dato 60.000 euro all'emergenza del tornado, i Riviera del Brenta, appena insediati, poi abbiamo provveduto a donare altri 50.000 euro del taglio dei nostri stipendi alle scuole per progetti scolastici e ora arrivano, purtroppo per effetti negativi del maltempo, però purtroppo è una cosa che è naturale, arrivano questi 50.000 euro per il territorio e per i cittadini. Dai consiglieri regionali pentastellati poi un duplice invito rivolto ai veneti. Invitiamo chiunque possa a fare una piccola donazione all'IBAN dedicato alla Regione Veneto, oppure potete usare questa scusa per andare nelle nostre montagne quest'anno e farvi le vostre vacanze natalizie, che sarà comunque un segnale molto forte che i nostri cittadini lassù si aspettano.